Martedì 25 agosto 2015 siamo sull'autostrada Catania-Palermo e stiamo andando a vivere questo matrimonio siciliano nell'entroterra, e proprio nell'entroterra della Sicilia, al centro della Sicilia, in un paese che si chiama Resultano. Il matrimonio della figlia di un mio vecchio amico che si chiama Tanino Genduso, che è un agricoltore, possiede un'intera montagna, quasi 100 ettari di terreno. Nella sua proprietà, e questa è la cosa curiosa, ricade una delle più importanti città del periodo greco-romano. Tanino è uno dei più grandi, veramente più grandi archeologi nel mondo, perché oramai va a fiuto. Oggi si sposa sua figlia e per noi è un grandissimo piacere, quindi vedere e vivere questo matrimonio siciliano. Eccoci qua, a Resultano. Della Rai. Siamo venuti a fare riprese di un matrimonio siciliano, quello porta che da un matrimonio allora una chiesa allora di la figlia di Tanino Genduso, la conoscete? Ci siete pure voi oggi? No. Voi siete qua? Ma se ne metterci venivo. Ora ci arrivo. Ci portava la valigia magari. Buongiorno. Un'informazione. Deve andare, conosce Tanino Genduso? Ah, Sì. È arrivato al bivio, se a sinistra percuti. Sì, ecco, ma lei... No, quelli più rossi che io voglio. Grazie. Sono pomodori per insalata. Sì, oggi niente. Ci abbiamo sempre più dentro la campagna. Queste campagne di grano, montagne, campagne di grano infinite. Eccoci qua. Salutati dal gallo. Le galline salutano. Signora mamma, che cosa ci dice allora? Sono emozionata. Ma lei deve finire di tremare però. Infatti tremo. Stiamo tremando troppo qua. Io sono il compare di Peppe, mia moglie è la compare di Silvia. Oh, perfetto. Silvia è una ragazza bellissima, sono felice per lei. Silvia, stiamo facendo le foto? Sì. Le prime foto, sei bellissima. Grazie. Ora facciamo una cosa, ora andiamo, Giuseppe non sa niente. No. Speriamo che non gli pigli un colpo appena mi vede, appena sa questa cosa. Non è che divento vedova subito. Silvia, ci vediamo dopo. Sì, introvate. Ci vediamo allora, usciamo da qua, Tanino? Esco da qua. Sì. Neanche più le parole senti. Ma mamma la sposa mi la bestia. Avanti, ci vediamo in chiesa. Eccoci qua all'ingresso del paese dove c'è la carrozza. Col cavallo. Sì. Guanti, lei porta sta carrozza? Sì. Diciamo che è una tradizione che in Sicilia va moltissimo. Ai tempi qui in Sicilia si usava fare matrimonio con i carretti siciliani. Buongiorno, un'informazione. La chiesa dove si sposa la figlia di Genduso. Andate sempre là, arrivate a un certo punto dovete girare sotto. Lei è invitata al matrimonio. Buongiorno. Ha un abito da matrimonio, dico, è invitata al matrimonio. Soprannome Faccia Grande. No, Faccia Grande il soprannome. Ma perché? Mio padre... Lei ha la faccia piccola. Buongiorno. Ha fatto prendere un colpo, signora, lei da dietro mi viene. Mi ha fatto spaventare. Allora, andiamo verso la chiesa. Resultano, entroterra della Sicilia, queste case basse. Allora, salve. Chi è Giuseppe? Giuseppe, io non so se ti hanno detto qualche cosa. No, niente, niente. Già infatti poco fa mi hanno fermato e mi hanno detto questa cosa, però non... Quale cosa? Della Rai?
Allora sei preparato? Silvia mi ha detto, non facciamo che mi rendi vedova perché gli viene un colpo a Giuseppe ancora prima di iniziare. Giuseppe, a quanto tempo siete fidanzati? 13 anni. Basta fare. 13 anni a settembre. 13 anni è veramente Una lunga attesa, però. cappero, si può dire. Senti, tuo suocero non mi sembrava tanto convinto. No, così l'apparenza inganna. Va benissimo. Allora, aspettiamo sta carrozza, innanzitutto aumentano ostilità. Ah, perché qua funziona così, ora siamo tutti, tutta la tua famiglia qua. Questa sì. Ora arriva la truppa. Sì. Nella sposa. Ma per renderlo più emozionante, magari non vi potete bisticciare quando vengono. Aspettiamo la sposa. Buongiorno, scusi se la disturbo. Prego. E com'è qua? Che cosa si fa a Risultano? Niente. Va. Io guardo le carte, leggere un giornale, qui a casa poeti. Giuseppe e Silvia, GS, che bello, gli fai? Guardate che bella foto. E perché questo pane? Il pane per l'offertorio, quello che si porterà in... È un'usanza di qua? Sì, è un'usanza. Allora, siamo dentro la chiesa, vediamo il prete. Questo per noi è il terzo matrimonio che celebriamo. Dell'anno? Sì. Quindi significa pochi? Pochi. Significa Infatti, pochi. l'ultimo sarà poi a dicembre, un quarto e basta. Registreremo questo matrimonio siciliano. Mamma mia, che è tutta l'omelia, mi raccomando, l'omelia no. Il paese si incomincia a radunare attorno all'evento. Sì. No, Giuseppe no, a Silvia sì. Perfetto. Che cosa mi dite di Silvia? Un amore. Benissimo. È graziosissima. Passeggiamo per le vie di Risultano, trallallà. Buongiorno. Passa da qua la sposa, che lei lo sa. Dovrebbe questa Là, siamo tutti pronti. Tutta la gente fuori, in attesa della sposa. Lei che faceva nella vita? Qui? Pecoraro. Pecoraio? Ci sono tanti feudi qua. Sì, ormai tutto felice. Ma senta, io ho sempre pensato che i pecorai sono un po' dei poeti, è vero? Perché a stare a contatto con la natura, con i silenzi, molti silenzi, pensate molto, è vero? Sì. Lei che pensava quando era con le pecore? Che pensava? Dormivano a vogliare un umano, se c'era da mangiare, non c'era da mangiare. Ai suoi tempi lei che faceva? Il sabato e la domenica andava a mare? Sì, mare. Non ci andava mai? Come si vogliare? Ma come si passava? Sempre a lavorare. Senta, oggi si sposa qua la figlia di Tanino, Sì. Gendoso. Penso che stia arrivando Silvia. Silvia lei la conosce? Che faccio? Come? La conosce. Una brava ragazza, si sta sposando con Giuseppe. Questo di Vallelunga. Come sono gli abitanti di Vallelunga? Simpatici? Così. C'è di meglio. Il mondo è mischio. Come? Il mondo è mischio, c'è buono. Il mondo è mischio. Certo, il mondo è mischio. Forse arriva da sto lato, vediamo. È il cavallo, la sposa. Ciao, ciao. Silvia, tutto a posto? Giuseppe è ancora integro e tranquillo. Tu sei bellissima. Non è svenuto. Non è svenuto, Tanino, mi raccomando non svenire tu. Il cavallo è arrivato. Giuseppe è in fondo. Vediamo prima che scende. Silvia. Andiamo, corriamo da Giuseppe, vediamo se gli possiamo fare dire qualcosa. Qua all'altare? Giuseppe, ci siamo? Sì. Siamo pronti? Sì, siamo pronti.
La carrozza è arrivata, non puoi fare più niente, non puoi più uscire, via di uscita qua non ce ne so. Allora Silvia, abbiamo l'ultimo paio di minuti per ripensarci. No, ormai non ci possiamo ripensare più. La mamma. Giuseppe Come andiamo, mamma? Mamma di Silvia, come andiamo? insomma. Sono partiti. Avanti. Poi gli sposti la terapia, faccio entrare uno davanti e uno dietro. Luca. 5, 4, 3. Tutti piangono. Lo sposo bacia. Dai il buchetto suocera, giù dalla Silvia, ok? Alzale il velo e le dà un bacio in fronte. Salutatevi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, Silvia, cosa succede? Microfoni, telecamere, come andiamo? Adesso molto meglio, poco fa mi sono emozionata troppo. Giuseppe, Sì, tutto a posto, bene. siamo rilassati? No? Sì. Siamo pronti, non vedete l'ora di uscire o di andare a casa? No, di uscire di qua Va bene. per svagarci un po'. Io Giuseppe, accolgo te, Silvia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Silvia, accolgo te Giuseppe come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Signore, benedici questi anelli. Silvia, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà. Giuseppe, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. E vogliamo gioire con un applauso, dire grazie al Signore per questa annuncio. Silvia, prima che viene il momento dei fotografi, mi è sembrato, scusami, ma che tuo papà non vuole che te ne vai da casa, vuole che vivete da lui. Può essere, sì. Può essere. Vabbè, ma di settimana mi dovranno sopportare perché lavorando a Resuttano sarò sempre a casa. Ah, certo, ti conviene quindi stare a casa adesso. Ragazzi, questa è opera vostra? Cosa? Spumante, Lo cosa? spumante sì, questo l'hanno fatto No, loro. questo lo so che l'hanno fatto loro. Allora, cosa è previsto? Chi sto cazzo? Per l'uscita cosa è previsto? Abbiamo degli oggetti per sparare e festeggiare gli sposi. Questa è la macchina che Questa è la accompagnerà macchina degli sposi, sì. la sua, abbiamo attaccato lattine, classe. Ragazzi, l'ultima cosa, che mi dite? Non vedete l'ora di tornare a casa e già me l'avete detta. Sì. Siete pronti a uscire? Cosa Sì. vi aspettate fuori? Fuori, già vedo che ci sarà un bel po' di trambusto e tante sorprese. Risa Gli a volontà. amici, Risa risa a a volontà. volontà. Spero non negli occhi, però. Avanti, ci Va vediamo bene, fuori. sentiamo tutti. Siamo in un posto meraviglioso, a Strezza, stiamo facendo una cosa per la Rai, per Linea Blu. Ecco qua, cameraman in questo posto eccezionale. Siamo con Giovanni il poeta. E ho chiesto a Giovanni di recitarci una poesia dedicata agli sposini di Resuttano. Questo è il mio regalo a voi. Giuseppe e Silvia, vi recito questa poesia che Giovanni ve la vuole dedicare e io mi presto con tutto il cuore. E la poesia è intitolata Un fiore speciale. Volge a termine l'estate, porta via tutti i colori, anche le torride giornate che appassito hanno i fiori.
Ma la natura eclettica ci volle oggi regalare un saggio d'alta estetica ai posteri tramandare. Come l'incanto appare un fiore molto delicato, risbocciato sull'altare, sol per essere consacrato. Lesto fu il giardiniere da tal bellezza ammaliato, che lo volle trapiantare per adornarsi il prato. Per riprodurne il seme di questa specie rara, dovranno stare assieme come le corde alla chitarra. Auguri ragazzi! State bene, vai. Lei cosa faceva nella vita? Io ho fatto tanti mestieri, Qua c'è lo sanno tanto... anche loro. Ho fatto il contadino, il commerciante, il pittore, lo scultore, radiotecnico, elettricista, un fatto con proprio, diciamo, che è la pura verità. Dico, me la dice una poesia? Mi sono trovato sempre bene, diciamo. Una poesia sua, dico, me la dice? Come? Se la ricorda una sua poesia? La mia poesia. Una, se la ricorda? Ricordo, aspetta un momentino. Era una notte come tante, ma il cielo sembrava diverso. Era incantato